Sconsiderato, ecco, perché nel tentativo giusto di dare un sostegno al settore edilizio rischia di provocare dei danni al territorio che peraltro ha già subito per gli anni passati diversi scempi. Sconsiderato, così i consiglieri regionali del Partito Democratico definiscono il terzo piano casa varato a fine novembre dalla Regione Veneto, nato con il giusto obiettivo di dare una boccata d'ossigeno ad un settore in profonda crisi, quello dell'edilizia. Il piano casa, così come è stato approvato, dicono i consiglieri democratici, rischia di compromettere ulteriormente il paesaggio e di togliere ai comuni il governo del proprio territorio. Per questo hanno presentato un progetto di modifica della legge con 3 articoli, obiettivi: di dare la competenza ai comuni all'interno dei centri storici, togliere la possibilità di realizzare l'ampliamento su un lotto distante sino a 200 metri dal lotto principale e infine si propone un regime transitorio per le domande pervenute entro il 31 gennaio. La nostra voce sarà a livello politico nel denunciare una contraddizione palese di una regione che predica lo stop al consumo di suolo, che predica l'autonomia, l'indipendenza e mette in ginocchio senza coinvolgere gli enti locali, in questo caso i comuni. Intanto contro il provvedimento regionale si è mobilitata l'ANCI, che ha chiesto ai comuni di presentare entro lunedì prossimo le osservazioni al piano casa. Molte le amministrazioni che chiedono una modifica della legge. Non tanto regolamenti applicativi o circolari di chiarimento, quanto piuttosto un intervento radicale nella modifica di quei punti che sono più controversi. È lo sviluppo da lavoro, dalla possibilità di lavoro, però in questo momento c'è una deregolamentazione di tutto quello che può essere una pianificazione che i comuni stanno facendo. Non è liberalizzando in questo modo che si possono avere le soluzioni giuste.